Bentrovati in questo nuovo appuntamento di Global, buona giornata a tutti. Oggi un'anticipazione di ciò che succederà sabato a partire dalle ore 21:15 su TeleG. Global presenta quest'oggi, come succede spesso, un'anticipazione di Sassari in teatro. L'appuntamento per sabato, ricordatelo, 21:15 su TeleG. Bentrovati, buonasera a tutti. Il nuovo appuntamento di Sassari in teatro, anche quest'oggi registriamo dalla discoteca Menhir. Ciao. È sempre un piacere averla con noi, perché Mariuccia ci conosciamo veramente da quando io ero ragazzino, che alla Tè Dolce lei organizzava gli spettacoli, andavo lì, ero sempre pronto. È vero, è vero. Come va Mariuccia? Tutto Mi hai sempre bene? dato una grande mano. Vabbè, però si fa quel che si può. Un'associazione importante è questa di Pizzini di Carrera. Che cos'è questa associazione? Sì, un'associazione che è stata, diciamo così, creata 2 anni fa con l'intenzione di dare un aiuto nel nostro quartiere. Io stasera mi trovo veramente giocando in casa, perché io Santa Maria di Pisa, Latte Dolce, figuriamoci, siamo veramente in casa, mi fa piacere. Ecco qua, giro di pista. Ecco qua, un applauso per il giro di pista. Mi devi fare 250 giri di pista. No! Voglio dire una cosa importante, noi quest'estate con Sassari in piazza sono passati nell'interno dei nostri programmi circa 800 artisti, tra ospiti e artisti. E quindi io appunto volevo dire quello che hai detto tu, ma io lo voglio proprio ringraziare io personalmente, il nostro sindaco e l'assessore Giovanni Fadda, perché senza di loro veramente la manifestazione, il concerto per Pina di quest'anno non si sarebbe potuta fare, cioè questo devo dire. Volevo dire una cosa, qui ho visto siamo tanti operatori, io sono un operatore culturale, come ho detto prima mi occupo di libri, però chi si occupa di musica, chi si occupa di sport, un pochino tutte queste attività che riguardano una grande fetta della nostra vita sono state aiutate e incentivate anche dal contributo pubblico sino a oggi. Devo dire sia oggi perché mi sembra che le cose stiano cambiando e questa piccola provocazione vorrei anche sentire come viene raccolta dal presidente Montalbano o da Andrea Poddighe, il fatto che si tende a finanziare sempre di meno da parte della regione. Adesso abbiamo il nostro governatore Soru che sta tagliando tutto quanto quello che può. Noi siamo i primi a pagarne i costi di questa cosa. Io ne pago i costi come operatore culturale. A noi sinceramente che ci sia una o l'altra coalizione politica, sinceramente a noi interessa ben poco. L'importante, a prescindere dai colori politici, che si dia spazio alla nostra città, al nostro territorio nel modo più positivo. Questo è alla base di tutto. La politica non ci interessa, questo lo volevo dire e lo ribadisco, non ci interessano i colori politici, ci interessa veramente che si faccia più che il meglio per la nostra città. Questo è altro ancora su Sassari in teatro, sabato 21:15 su TeleG. Per quanto riguarda Global, l'appuntamento è domani. Arrivederci e buona giornata.